speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni. Ben trovati agli amici di Radio Veneto 1, un nuovo spazio di approfondimento per presentare candidati e programmi in vista delle elezioni politiche del prossimo 4 marzo. Nostra ospite in questa occasione, la ritroviamo qui in studio con noi, Laura Puppato, ben trovata. Vi ringrazio, grazie per avermi invitato e buongiorno a tutti. Laura Puppato, senatrice del Partito Democratico e candidata per il PD naturalmente al Senato nel collegio uninominale di Castelfranco Montebelluna, del Bellunese e anche di parte della provincia di Venezia, alcuni comuni veneziani, e poi anche nel collegio plurinominale, nella lista plurinominale del Partito Democratico nel collegio di Treviso, Belluno, Venezia e Rovigo. Laura Puppato, uno dei temi caldi di questa campagna elettorale, ma non solo, se ne parla da molto tempo, è quello della giustizia. Una giustizia italiana che denuncia alcune difficoltà, soprattutto sui tempi, procedimenti, processi che durano anni, specie in sede civile, e si sa, quando c'è un celebre detto, insomma, che la giustizia lenta non è giustizia. Ecco, cosa è stato fatto e cosa vi proponete di fare? Sì, nell'ambito del pesantissimo retaggio che abbiamo ereditato sulla gestione, diciamo, molto scadente, molto al di fuori di ogni parametro, come dicevi giustamente tu, che potesse collocarci anche in un ambito occidentale, perché diciamolo, oltre ad avere, come dire, facile vita l'illegalità in un paese dove è difficile portare a termine, d'accordo, un procedimento civile o penale che sia entro limiti accettabili, voglio ricordare a tutti che siamo partiti nel 2013 con una zavorra spaventosa di contravvenzioni europee relativamente al ritardo, diciamo, nell'esito della giustizia, perché superati i 6 anni complessivi eravamo tenuti a risarcire per una quota all'anno in più, per quella quota, diciamo, in più all'anno rispetto ai 6 anni, l'avente diritto, quindi in questo caso la persona che ha subito, diciamo, questo ritardo, con fondi che ci sono costati a oggi centinaia e centinaia di milioni di euro. Ma non solo, siamo stati costretti anche a pagare un indennizzo, udite udite, per le condizioni nelle quali facevamo vivere i carcerati all'interno delle carceri, perché erano al di sotto della soglia di rispetto e di umanità. Quindi praticamente eravamo come un paese, eravamo considerato un paese sottosviluppato, una cosa veramente indecorosa, indegna, oltre che immorale. Che cosa è stato fatto nel corso di questi 5 pesanti anni? Sicuramente abbiamo cercato di realizzare nuove carceri, abbiamo cercato di alternare, di poter valutare la pena, invece che la pena detentiva, la pena alternativa, almeno per quanto riguarda alcuni reati, questo anche per togliere, diciamo, questo cappio dell'onere che lo Stato altrimenti avrebbe dovuto pagare tutti gli anni in termini contravvenzionali, e soprattutto abbiamo investito in una giustizia più celere, più efficiente e più strutturata. E qui voglio dire alcune cose, insomma. Prima di tutto, diciamo, abbiamo voluto garantire, tutelare le imprese, nel senso che una delle 3 ragioni per cui ci siamo resi conto che nel 2013 dall'Italia le imprese fuggivano, soprattutto non volevano venire a investire in Italia, incredibilmente non era la quantità di tasse, non era come dire, il tipo di contratto di lavoro che magari era particolarmente vessatorio. No, il problema vero era la giustizia, nel senso che una impresa seria che vuole investire in questo paese si chiede: e se io trovo che come cliente o come fornitore mi trovo un truffatore, il quale, come dire, riesce ad acquistare merce e non pagarla mai, oppure
a crearmi problemi di varia natura, come farò ad aver ragione dei miei diritti in un paese in cui il tempo medio è di 7-8 anni per definire una causa? Impensabile. Nel frattempo fallisco. Quindi rinunciavano a venire ad investire in questo paese proprio per questa ragione. E lì poche scorciatoie c'erano. Lì ha fatto un ottimo lavoro, devo dire, il ministro Orlando, il quale ha voluto mettersi per la prima volta a verificare il livello di efficienza, il grado di efficienza di ogni singolo tribunale italiano. Tutto è stato valutato in relazione alla numerosità delle pratiche e alla, diciamo, conclusione di queste pratiche stesse rispetto al numero di giudici e al numero quindi di personale, il personale che era dislocato all'interno di quel tribunale. Bene, che cosa è avvenuto? Per dircela chiaramente, è avvenuto che soprattutto in alcuni tribunali, e cito il caso di Treviso Vicenza, ma non solo, insomma anche lo stesso tribunale di Venezia, e, insomma i diversi tribunali che operano qui all'interno del Veneto, vedevano contestualmente un indice piuttosto basso di efficienza per ogni singolo magistrato in funzione e complessivamente una carenza nella struttura del governo, diciamo, di quel tribunale, tale per cui la sovrapposizione di questi due dati, cioè inefficienza individuale associata evidentemente ad una carenza di personale, ci metteva praticamente tra le peggiori posizioni d'Italia, avendo però, guarda un po', non un territorio, con tutto il rispetto, come potrebbe essere Catanzaro, insomma, ma un territorio ad altissima necessità di tutele giudiziarie come quello appunto in cui si opera in una realtà fittamente industriosa come questa. Sostanzialmente si è proceduto così perché avevamo anche il problema naturalmente della numerosità di assunzioni e quant'altro, e si è proceduto con l'inserimento di nuovo personale recuperato attraverso la, tra virgolette, riduzione fino alla progressiva quasi cancellazione delle province, no? Che si è portato avanti con la legge del Rio, nonostante la riforma sia stata, la riforma costituzionale del 4 dicembre 2016 sia stata cassata dagli italiani con il 60% di no. Però, comunque, tutto quel personale in particolare amministrativo, quindi, è stato in larga parte anche utilizzato naturalmente per le necessità dei tribunali e quindi riqualificato. L'altro grande impegno è stato quello di aumentare la quantità di giudici e di portare finalmente la numerosità prevista da quel tribunale come ideale, diciamo, per la propria gestione ai livelli più prossimi a quella idealità. E questo non lo dico io perché potrebbe essere facilmente, come dire, contestato dicendo vabbè, ma ciascuno, no, ritiene di aver fatto il meglio e d'altro canto parla della sua opera, quindi è chiaro che tende a infarcirla con belletti vari. No, non è così. Mi ha fatto enorme piacere perché, come sapete, con i giudici italiani non c'è stata una vita proprio, non siamo stati d'amore d'accordo. Nel corso di questi 5 anni ci sono stati anche degli scontri, insomma, perché la riduzione, per esempio, delle ferie non è stata apprezzata, insomma, e avremmo voluto anche applicare dei metodi maggiormente, diciamo, meritocratici anche per gli stessi redditi, visto che sono redditi molto alti. Però è stato molto bello ascoltare l'apertura dell'anno giudiziario in Veneto e per la prima volta sia il presidente dei giudici ordinari sia la presidente della Corte dei Conti hanno avuto medesime parole nei confronti del governo italiano, e cioè hanno detto finalmente, dopo 20 anni di attese, possiamo dire che si è attivata una piccola grande rivoluzione, quella attesa appunto da 20 anni. Implementati i giudici, implementato il personale, ma soprattutto si è accelerato di molto ogni procedura grazie ad un sistema informatico che è diventato sostanzialmente obbligatorio per ogni studio legale che deve presentare
qualsiasi forma di ricorso al giudice di riferimento, con un processo telematico che quindi sta riducendo di molto tutte le attività che normalmente erano materiali e molto burocratiche e molto farraginose. Questo associato alla numerosità di interventi, associato alle pene detentive alternative, associato alla realizzazione di nuove carceri, non ci mette ancora al riparo completamente, rispetto agli obiettivi dati, però certamente ha portato la giustizia italiana ad un livello decisamente di qualità superiore, e i dati forniti dallo stesso Ministero ci dicono che comunque siamo progressivamente in fase di miglioramento rispetto alla quantità di tempo per chiudere i 3 anni, i tre giudizi, il limite dei 3 giudizi, appunto, dei 3 gradi di giudizio previsti dalla legislazione italiana, che sono passati da 7,8 anni a 5,6, se non ricordo male, adesso vado a memoria, ma insomma si sono abbassati di circa 2 anni. L'obiettivo è di andare al di sotto dei 3 anni, e soprattutto i primi 2, che sono quelli relativi ai ricorsi ordinari, farli scendere sotto i 2 anni di vita, quindi 18 mesi, 2 anni di vita, perché quello è il termine soglia per garantire e tutelare le aziende oneste, le persone oneste e coloro che, come dire, si rivolgono al giudice per avere giustizia, come giustamente dicevi all'inizio. Quindi il concetto di giustizia è un concetto molto esteso, molto ampio, che vede molti elementi, fornire un cammino, no, adeguato e ideale per un paese democratico e civile europeo, con lo standard che vogliamo sia europeo, non africano, come il nostro. E certamente il cammino, ecco, non per mia dichiarazione, ma per dichiarazione proprio dello Stato Maggiore, della magistratura veneta, c'è stato dato atto che un enorme lavoro è stato fatto, e un pezzo di strada ci resta ancora da fare insieme, però insomma ci stiamo incamminando sulla strada giusta, Allora, questi i primi risultati e poi gli obiettivi futuri in tema di giustizia, soprattutto di efficienza della macchina giudiziaria italiana, del programma del Partito Democratico, presentatici da Laura Puppato, che io ringrazio per essere stata nostra ospite. Grazie a Laura Puppato, lo ricordo, candidata al Senato per il PD nei collegio uninominale di Castelfranco Montebelluno e parte della provincia di Venezia, e poi nel plurinominale di Treviso, Belluno, Venezia e Rovigo. Grazie anche e soprattutto a tutti voi per averci seguito. Vi rinnovo l'invito con i prossimi spazi di approfondimento dedicati alle elezioni politiche 2018, sempre qui sui canali di Veneto 1. Speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni.